Pasculli con il numero 21, Schiocchet con il numero 22, Tondi con il numero 29, De Rienzo con il numero 80, Raguso. Arbitreranno la gara Nicola Lacrimini, città di Castello, Davide Copat di Pordenone, cronometrista Emilio Romano Nola. E ora la nostra Sandro Abate, uniti insieme per vincere. Facciamo un grande applauso per la nostra squadra del cuore bianco-verde, allenata da Piero Basile con il numero 1, Raffaele Vigliello con il numero 3, Fabio Pio Venezia con il numero 4, Salvatore Vaiola con il numero 5, Alex con il numero 6, Vincenzo Botta con il numero 8, Gabriel Pina con il numero 9, Gennaro Gavetto con il numero 10, capitano Massimo Abate con il numero 11, Guglielmo Gaio D con il numero 12, Gianluca Parisi con il numero 13, Miguel Kenji con il numero 16, Antonio Di Lucio con il numero 22, Cristian Abate, i nostri bianchi. Entrano in campo anche i bambini dell'Accademia dei giorni felici presieduti dalla preside Amalia Falzarano. Buonasera a tutti e benvenuti al Pala del Mauro di Avellino per la giornata numero 22 del campionato di Serie A Futsal. Quest'oggi, questa sera, Sandro Abate Avellino contro L84. Sentiamoci l'inno della Serie A. Grazie di cuore per averci donato un'esperienza magica di condivisione emotiva. E viva lo sport alla Sandro Abate Fine Soccer, i bambini dell'Accademia dei giorni felici. Un grande applauso. Grazie capitano, grazie ragazzi. Andiamo per le formazioni. Per L84 Torino scendono in campo col numero 5 Rescia, col 6 Tuli, con l'8 Lucas Siqueira, col 10 Iosico il capitano, con il 13 Lucas Braga, col 17 Cuzzolino, col 18 Coco, col 19 Pasculli, col 21 Murillo Schiocchet, col 22 Tondi, col 29 De Rienzo, con l'80 Raguso, allenatore Alfredo Paniccia. Per la Sandro Abate Avellino invece Raffaele Vitiello col numero 1, col 3 Venezia, col 4 Faiola, col 5 Alex, col 6 Botta, con l'8 Pina, col 9 Galletto, col 10 il capitano Abate, con l'11 Ghi, con il numero 12 Parisi, col numero 13 Kenji, col numero 16 Di Luccio, col numero 22 Lauro, ovviamente mister Piero Basile. Gli arbitri dell'incontro: arbitro 1 Nicola Lacrimini di Città di Castello, arbitro 2 Davide Copat di Pordenone, cronometrista Emilio Romano da Nola. Benvenuti quindi dal Pala del Mauro di Avellino, classica maglia bianco-verde per la Sandro Abate, che viene da una sconfitta amara 11-3 contro la Roma, con un sacco di assenze, con praticamente la Sandro Abate dimezzata con i ragazzi dell'Under 19, mentre viene da una splendida vittoria contro il Petrarca, l'L84, per 5-2. Due squadre che la settimana prossima avranno la Coppa Italia, ovviamente la Sandro Abate con l'Eco City Genzano, mentre l'L84 contro la Feldi Eboli. In classifica la Sandro Abate ottava nell'ultimo posto per i playoff a quota 31, mentre l'L84 sesta a quota 38. Foto di rito per le due squadre, foto per la Sandro Abate sulla destra, invece già pronta la squadra ospite. Ritorna in porta Fabio Tondi. Vediamo quale sarà il quintetto invece della Sandro Abate Avellino. Foto anche per la squadra ospite. Al centro del campo Gianluca Parisi è stato convocato in nazionale da mister Samperi
con le due sfide con il Malta. La nazionale ha praticamente distrutto la nazionale maltese. È tutto pronto, pallone al centro, siamo pronti. Dovrebbe battere la Sandro Abate, dicevo, maglia bianco-verde classica, maglia giallo-blu invece per la squadra ospite. Ghi sul punto di battuta, un palla del Mauro pieno, coinvolto anche le scuole, pronto anche il cronometrista a segnare tutto quello che succede. Inquadrato Ghi, anche lui dopo le ultime prestazioni meriterebbe la nazionale. Il capocannoniere praticamente della Sandro Abate Avellino. Ricordo, la settimana prossima il campionato sarà fermo in vista della Coppa Italia. Queste due squadre parteciperanno in quel di Chiesi. Vediamo intanto problemi alla porta sulla nostra sinistra, infatti l'arbitro insieme a qualche addetto della Sandro Abate sta cercando di risolvere il problemino. Siamo qualche minuto in ritardo rispetto all'orario ufficiale per sistemare appunto questo piccolo problema. Quintetto dovrebbe essere Tondi, Rescia, Iosico, Cuzzolino. Mentre per la Sandro Abate Ghi, Pina, Botta, Di Lucia, in porta Gianluca Parisi e anche Lucas Braga ovviamente dell'L84. Siamo pronti in questo venerdì avellinese. Ghi sul punto di battuta dopo qualche minuto per sistemare la porta di Fabio Tondi. Si inizia. Ghi, Vincenzino Botta subito per Gabriel Pina, Di Luccio, Iosico su di lui, ancora Ghi, fermato da Rescia. Ghi, Gabriel Pina, ancora Ghi, con la suola all'indietro verso Vincenzino Botta, Di Luccio, Botta, Gabriel Pina, prova a servire Di Luccio nello spazio, lascia correre Rescia, blocca Tondi, ancora lui, Cuzzolino, uno dei giocatori più rappresentativi dell'L84. Qui prova la giocata Lucas Braga, viene fermato però dalla difesa della Sandro Abate Avellino. Rimessa laterale per l'L84. Ancora Rescia, Cuzzolino, ancora Lucas Braga, ha provato il tiro, Gianluca Parisi ci mette le mani. Ancora spinte tra Botta e Lucas Braga. Di Luccio, Botta, Gabriel Pina, pressato da Iosico, poi Ghi, c'è un tocco di mano forse, attenzione il tiro, pallonetto e arriva il gol, incredibile, viene assegnato il gol, è una mano importante. Vediamo cosa succede. Anzi no, viene annullato. Colpo di mano giustissimo. Andiamo a rivedere il replay, perché effettivamente il gol era da annullare e viene annullato. Di Luccio aveva protestato la panchina della Sandro Abate. Attenzione, Ghi prova il tiro, non c'è nessuna deviazione, anzi sì, quella di Rescia, quindi gol annullato a Iosico, che aveva fatto un piccolo pallonetto a Gianluca Parisi. Vediamo qui Ghi, c'è un po' di spazio, Ghi, pallone alto, occasione anche per la Sandro Abate, che prova subito a rispondere a una squadra come l'L84, una squadra costruita per le zone alte. Vediamo Cuzzolino ancora verso Iosico, Rescia, Iosico, Lucas Braga, Cuzzolino, Rescia, anzi Iosico, salta Gabriel Pina, però si trascina il pallone fuori e riceve un piccolo colpo
il giocatore numero 10, capitano dell'L84. Gli chiede scusa Gabriel Pina. Vediamo, rimessa laterale per la Sandro con Di Luccio. All'indietro verso Vincenzo Botta. Ghi prova a girarsi, ne salta due. Ghi poi torna all'indietro verso Gabriel Pina. Ghi prova a superare Rescia che ci mette il piede. Rimessa laterale per la squadra locale. Sandro Abate che almeno per questi primi minuti fa meno di Alex, uno dei perni del mercato di dicembre. Vediamo ancora qui Ghi al volo, ha provato di nuovo la giocata. Ghi, dicevo, le due squadre 7 punti di differenza, si giocheranno le Final 8 di Coppa Italia, ovviamente a gara secca tutto può succedere. Cuzzolino, Iosico, ancora lui, Iosico, Rescia prova a servire Cuzzolino, fa salire la squadra, attenzione Iosico, Cuzzolino prova a servire Rescia, qui perde il pallone Cuzzolino, voleva un fallo ma rimessa laterale per la Sandro Abate. È pronto anche Gennaro Galletto, qui cannonata praticamente di botta verso Parisi che salva, poi Ghi aggancia alla grande, recupera il possesso la Sandro Abate. Gabriel Pina, attenzione il tiro di Gabriel Pina, pallone che esce, voleva una deviazione Gabriel Pina, dice non c'è nulla l'arbitro. Rimessa per la squadra ospite, è pronto ad entrare anche Tuli. Vediamo, Tondi verso Cuzzolino, Iosico, ancora lui, Iosico, prova a servire Lucas Braga, serve Iosico, fermato da Gabriel Pina, prova a farsi vedere anche l'L84, corner, Iosico sul punto di battuta, vediamo, Iosico non passa il pallone, fermato da Vincenzino Botta. Rimessa, anzi scusate, corner ancora, il secondo consecutivo per la squadra ospite. Vediamo, Rescia stoppa il pallone, il tiro, c'è la deviazione di Di Luccio, poi pallone in mano a Gianluca Parisi che prova il contropiede con Ghi. Di Luccio, braccato da Cuzzolino, recupera il possesso, Cuzzolino. Poi Di Luccio lo sfida, attenzione Rescia, prova la rabbona e Gianluca Parisi salva. Grande giocata di Rescia, altrettanto la risposta di Gianluca Parisi. Parte meglio in questa prima parte di primo tempo dell'84. Iosico, ancora verso Lucas Braga, Cuzzolino. Prova a servire Rescia, ancora la difesa della Sandro Abate che rimpalla. Vediamo, Cuzzolino, prova a servire nello spazio Rescia, anticipa Gianluca Parisi che poi prova questo lancio lungo verso Di Luccio, aggancia Di Luccio in area di rigore, poi Tondi, poi attenzione c'è un po' di spinte fra Cuzzolino e Di Luccio, ammonito Di Luccio, commette fallo. Dentro Coco Wellington e Tuli, anzi no, per adesso solo Tuli al posto di Lucas Braga. Coco Wellington invece prende il posto di Cuzzolino, altro grande giocatore Coco Wellington. Vediamo Rescia sul punto di battuta, un fallo diciamo particolare, ci sono state delle spinte da parte di entrambi. L'arbitro ha visto l'ultimo fallo di Di Luccio, viene ammonito. Forse ingenio qui il numero 16 della Sandro Abate che comunque torna in banchina, rientra, anzi entra per la prima volta questa sera Kenji. Vediamo Rescia ancora verso Iosico, Iosico la butta in mezzo, Kenji salva e poi c'è la traversa da parte di Tuli, si salva la Sandro Abate però contropiede, attenzione Ghi, serve Kenji, Michael Kenji, passa in vantaggio la Sandro Abate con il numero 13, contropiede letale per la Sandro Abate Avellino.
prende la traversa Tuli sulla respinta, contropiede di Ghi che serve, come vediamo nel replay. Kenji sulla sinistra di prima batte Fabio Tondi. 1-0 per la Sandro Abate Avellino a 16 minuti e 16 dalla fine del primo tempo. Dentro Massimo Abate, dentro anche Galletto. Attenzione, Coco Wellington prova a servire Tuli, sfortunato, come dicevo, partita bellissima perché sono due grandi squadre. L'L84 che comunque pressa, ma c'è la Sandro Abate che risponde a colpo. Amici di Divisione Calcio a 5, vediamo Parisi, Gabriel Pina, Kenji, serve Abate, Galletto, ancora Kenji, Massimo Abate prova a servire Kenji, deviazione da parte di Tuli, Paniccia che dà indicazioni ai propri uomini, ovviamente subito un gol sul contropiede, arrabbiato l'allenatore dell'L84. Vediamo Galletto, Gabriel Pina, poi Tuli, attenzione, prova il tiro, qui l'L84 con Murilo Schiocchè, poi Gabriel Pina, pallonetto, Tondi salva, il numero 8 Lucas Siqueira. Corner per la Sandro Abate sul pallone, prova lo scavetto, Kenji, Tuli su di lui, all'indietro verso Gianluca Parisi, prova questo tiro con Pina che aveva sfiorato, poi Lucas Siqueira ancora verso Tuli, prova il tiro, c'è la finta, poi Rescia prova a servire Coco Wellington, si gira Coco Wellington, la butta in mezzo, Kenji, si salva la Sandro Abate, l'L84 prova a recuperare, Tuli prova la puntata, non ci riesce, Gabriel Pina prova a servire Kenji che prova ad andarsene, Kenji qui toccato, rumoreggia il pubblico del Mauro, rimane a terra Kenji, vediamo, dovrebbe essere tutto ok, rientra in panchina Siqueira, dentro anche Raguso, dentro anche Yosiko, cambi per l'L84, Ragusa serve Tuli, Galletto su di lui, Tuli trova un po' di spazio, calcia Gianluca Parisi, ancora Parisi a salvare la Sandro Abate, Tuli sul punto di battuta, prova Coco Wellington a girarsi, pallone alto, con calma dice Ghi, entra in campo proprio il toro della Sandro Abate. 14:50 alla fine del primo tempo. Parisi serve Ghi, aggancia bene, Ragusa prova a fermarlo, Kenji balla sul pallone, serve Ghi, attenzione Ghi si gira, prova a saltare Ragusa, Ghi sfonda la porta come sempre, e l'ennesima frase, sfonda la porta Ghi, 2-0 per la Sandro Abate. Tondi non può nulla sul missile, sul bolide di Ghi, rivediamo qui amici, il pallone passa in mezzo alle mani, 2-0, time out per l'L84 e noi ci prendiamo un po' di break. Sulle mani Sandro Abate, il nostro tifo irpino e i ragazzi dell'Accademia dei Giorni Felici insieme per vincere. Siamo pronti per ripartire dopo il time out dell'L84 che ha praticamente subito due contropiedi micidiali. 2-0 per Sandro Abate Avellino, festeggiano i bambini, oltre 300 persone al Del Mauro questa sera nel popolo avellinese che è caldo in queste ore anche per il campionato di Serie A, anzi di Serie C scusate,
con l'Avellino che bracca il Cerignola. Pubblico quindi di Avellino in visibilio per queste due squadre. Vediamo ancora Ragusa, Josico, Tuli, Coco Wellington. Ancora Coco Wellington, calcia col sinistro, Ghi rimpalla. Ragusa, Coco Wellington. Ancora Tuli, Tuli prova a saltare Kenji, poi Parisi blocca tutto, contropiede, attenzione Galletto, 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 prova con la punta a servire Abate, poi si trascina il pallone fuori, ma la Sandro Abate prova a zannare l'L84. Ragusa, Raguso, ancora verso Josico, Coco Wellington, ancora Coco, prova a servire Tuli, si gira, Josico, Raguso, prova il tiro, Parisi e poi Abate, sbaglia tutto, poi qui Kenji a terra, Josico, c'è il fallo, il secondo per la Sandro Abate, ci sta tutto, ferma l'avversario Michael Kenji, vediamo dentro Alex per trovare la quadratura, ovviamente c'è la Coppa Italia, quindi giocatori più importanti che stanno in difficoltà vengono gestiti per una competizione corta di 3 partite, c'è bisogno di tutte le unità, questo lo sa bene sia mister Piero Basile che mister Alfredo Paniccia. Vediamo sul punto di battuta Cuzzolino dovrebbe andare o Tuli, uno dei due. Si posiziona intanto la difesa della Sandro Abate. Vediamo Tuli o Cuzzolino, c'è la finta, attenzione il tiro di Coco Wellington che accorcia le distanze, distratta qui la difesa della Sandro Abate, accorcia le distanze l'L84 che torna subito in partita con uno schema praticamente su punizione. Qui Tuli tocca per Coco Wellington, solissimo, non può nulla Gianluca Parisi perché al fin di palo. 2-1, accorcia le distanze l'L84. Dentro anche Murillo Schiocca, anche lui nazionale italiana, uno dei protagonisti dei 2 match col Malta. Vediamo Ghi, botta di Luccio, prova a servire Galletto, Raguso anticipa, poi qui Siqueira direttamente in mano a Gianluca Parisi, prova a servire Di Luccio, blocca Tondi, attenzione Siqueira, Tuli, Murillo, Siqueira, Raguso non riesce a toccare per il compagno, Ghi, braccato da Murillo, lottano i due, botta, pressato Raguso, poi Tondi spazza via, rimessa laterale. 12:48 alla fine del primo tempo. Intanto portiere di movimento, mossa di mister Piero Basile che cambia il quintetto e mette il portiere di movimento per mettere in difficoltà l'L84. Gabriel Pina, Alex, attenzione, c'è un po' di spazio, ovviamente ora l'L84 si rinchiude nel proprio campo, nella propria metà campo. Vediamo Di Luccio, Kenji, Alex, c'è Gabriel Pina libero, poi chi prova il tiro, l'animale del Toro di Irpinia, Raguso, poi qui Ghi ferma Murillo e ha munito anche Ghi dopo Di Luccio, un po' nervoso qui il giocatore della Sandro Abate, ha munito anche Ghi.
lo sfrutta bene in questa occasione la Sandro Abate, il portiere di movimento. Alex intanto rimane in campo, la panchina inneggiava l'ammonizione di Ghi. Murillo, Schiocche, serve Siqueira, ancora Siqueira, Murillo, pressato da Galletto, attenzione Tondi qui con un po' di difficoltà, poi rimane a terra il portiere Siqueira. Murillo sbaglia tutto, rimane a terra Fabio Tondi. Forse un pestone ricevuto da Galletto in maniera involontaria. Vediamo se è tutto ok, si massaggia caviglia, polpaccio, dovrebbe essere tutto ok per Tondi. Sarà rimessa laterale per la Sandro Abate. Ovviamente di nuovo in campo Gabriel Pina come portiere di movimento. Alex, Kenji, Alex fa salire la squadra, Braga che viene sorpreso, poi Alex prova a servire qualche compagno qua, poi spazza l'L84, Gabriel Pina recupera il possesso, Siqueira e Braga a pressare, poi Alex gestisce il possesso. Alex, Kenji, Alex, Kenji, Alex, Siqueira e Braga che provano il pressing. Pina, Alex, ovviamente la Sandro Abate prova il possesso. Kenji stoppa la grande. Alex, da indicazioni anche Gianluca Parisi dalla panchina. Alex, Gabriel Pina, serve Kenji che prova a tenere il possesso palla, dice di no l'arbitro, rimessa laterale, ritorna in campo Parisi. Rimessa laterale, Siqueira, Rescia, Cuzzolino, Rescia nello spazio, non c'è nessuno, riparte Gianluca Parisi. Ghi, Galletto, Di Luccio, direttamente fuori il pallone, un po' frettoloso qui Di Luccio, ritorna Iosico, Cuzzolino, Rescia, ancora Iosico, pressato da Di Luccio, Tuli, ancora Rescia, gran pallone verso Iosico, prova a puntare Alex, Iosico verso Cuzzolino, incispica sul pallone, attenzione Galletto, contropiede Galletto, stavolta Tondi salva, si divora un gol Gennaro Galletto, però la Sandro Abate in contropiede è micidiale, rientra il portiere di movimento Gabriel Pina, siamo alla metà del primo tempo. Kenji, serve Ghi, Cuzzolino recupera, poi ancora la pressione di Ghi, rientra in campo il portiere Gianluca Parisi, Tondi, vediamo qui, rischia la Sandro Abate, anticipa di testa Gianluca Parisi, botta che marca il pivot dell'L84. Tuli, vediamo, Iosico, Tuli, Cuzzolino, Tuli, ancora verso Cuzzolino, prova a servire Iosico, ci riesce, Iosico punta l'uomo, punta Di Luccio in questo caso, Iosico, Di Luccio lo guarda, poi Rescia sfiora la porta, probabilmente tocca anche leggermente il palo. Parisi, serve Ghi, Tuli protegge, poi Rescia attacca verso Tondi, il pallone dovrebbe essere uscito, rimessa laterale per la Sandro Abate, rivediamo qui Iosico, Rescia di prima, leggermente tocca il palo, diretta, pallone va veloce, due squadre che sono molto tecniche, vediamo Alex,
pressato da Tuli. Alex prova lo scavetto per Gabriel Pina, e poi c'è Di Luccio che con la testa fa 3-1. L'Aquila di Di Luccio. Ma che azione ha fatto la Sandro Abate, che visione Alex, che serve Gabriel Pina. Come rivediamo nel replay, scavetto di Alex per Gabriel Pina che aggancia bene, la butta in mezzo, Di Luccio con la testa la butta dentro, 3-1. Amici di divisione calcia 5, il Del Mauro esplode, ma l'L84 è sempre pericolosa. Josico, ancora lui, danza sul pallone, Alex su di lui, Josico prova la puntata, Alex chiude le gambe, il pallone va in rimessa laterale. 9 minuti alla fine del primo tempo, un grande primo tempo. Mister Piero Basile è pronto con la lavagnetta, quindi a breve credo che ci sarà il time out della Sandro Abate, appena sarà possesso biancoverde. Qui Cuzzolino con la sua esperienza prova la conclusione. Vediamo Josico, Tuli, Cuzzolino, Botta ci mette il piede. Applausi anche per Vincenzo Botta. 3-1 per ora della Sandro Abate. Vediamo Cuzzolino, Tuli prova il tiro, pallone direttamente in tribuna, rimessa laterale. Vediamo, dovrebbe essere rimessa laterale, infatti l'arbitro ferma Parisi. Alex sul punto di battuta, Parisi, Gianluca prova a servire Ghi, ci riesce Ghi, Tondi si ritrova il pallone in mano. Cuzzolino si era distratto, poteva essere letale per l'L84. Vediamo Tuli, Cuzzolino, Josico, la butta in mezzo verso Rescia che accorcia le distanze. 3-2 Rescia. Sandro Abate che subisce il gol, distratta, e chiama il time out mister Piero Basile. Noi ci fermiamo per qualche secondo. Siamo pronti per ritornare dopo il gol subito. La Sandro Abate ripartirà col portiere di movimento. Intanto andiamo qualche live. Benevento Meta Catania 2-4. Genzano invece sta sull'1-1 contro il Napoli nel big match, mentre Pesaro sta vincendo in casa per 4-1 contro la Came. Qualche ora fa la Fortitudo Pomezia ha fermato la Roma sul 2-2. Giornata spettacolare questa della Serie A. Ghi, 8 minuti e mezzo alla fine del primo tempo. Partita bellissima, due grandi squadre. I dettagli faranno la differenza. Alex pressato da Tuli, poi Cuzzolino recupera il possesso, attenzione Tuli, Cuzzolino prende il palo, dovrebbe aver preso il palo Cuzzolino. Rivediamo nel replay, velocissimo il pallone, qui perde il possesso la Sandro Abate. Intanto andiamo in diretta con Alex Di Luccio. Kenji salta, Josico, Kenji la butta in mezzo, Rescia decisivo. Partita spettacolare, due grandi squadre ovviamente con tanti calciatori importanti. Alex, Ghi al volo, pallone direttamente in tribuna, anzi in curva.
Fase di stallo ora. Cuzzolino, Josico, Cuzzolino, Tuli, Cuzzolino, Josico, Cuzzolino, ancora Tuli, pressato, Tondi, serve Cuzzolino ma intercetta con la testa Galletto, che prova subito Gianluca Parisi a servire Gabriel Pina. Chiama calma Galletto. Josico, ovviamente ora l'L84 non pressa come pressava sul 3-1. Cuzzolino, Rescia, Gabriel Pina intercetta ma dice che era fuori l'arbitro, quindi sarà rimessa laterale per la Sandro Abate. Intanto l'arbitro richiama Josico. Galletto, Parisi, ancora prova a servire Gabriel Pina, non riesce a toccare di testa. Tondi, Rescia, Josico, Rescia, Coco Wellington, Josico, ancora lui, Josico, il tiro di Josico, Gianluca Parisi, Tuli, la butta in mezzo, Galletto guadagna il possesso ancora dell'84 che prova di fritta, stava per approfittarne Coco Wellington, rientra anche Raguso al posto di Rescia. Raguso prova il tiro, Parisi chiude le gambe, il pallone non passa, soffre la Sandro Abate, prova il pareggio, prova a trovare il pareggio l'L84. Coco Wellington, tanta qualità per l'L84. Raguso, Josico, Abate su di lui, Raguso, Abate recupera il possesso, vediamo qui leggera spinta da parte di Josico, perde il possesso la Sandro Abate. 6:30. Murillo, Tuli, Raguso, Coco Wellington, ancora lui, Coco Wellington prova a saltare Abate, ci riesce per un attimo, poi c'è il tocco proprio di Massimo Abate che salva la Sandro Abate. Wellington lascia a Tuli, prova a inserirsi il giocatore numero 18, Raguso, Tuli, Murillo, il tiro di Luccio, rimpalla il numero 16 della Sandro Abate, dentro Lucas Braga, esce Tuli, vediamo, ferma il gioco l'arbitro per far riposizionare la porta. Intanto un cambio per la Sandro Abate, dentro botta, esce di Luccio, Raguso, Parisi intercetta, poi Galletto, Murillo su di lui, Galletto, Vincenzo Botta, prova a servire sulla corsa Gabriel Pina, pallone troppo lungo, bella l'idea però da parte di Vincenzo Botta. Murillo, Raguso, Coco Wellington, Braga prova a girarsi, Braga serve Murillo, deviazione di Abate, corner per l'L84. 5:42 alla fine del primo tempo. Il pallino del gioco ce l'ha l'L84 in questo momento, ma la Sandro Abate c'è sui contropiedi. Vediamo qui Murillo, sfiora la porta, Murillo Schiocchet, Parisi, esauriti i due time out sia per la Sandro Abate sia per l'L84. Vediamo Raguso, Coco Wellington, Braga prova a girarsi, botta e poi Galletto evita il corner, dovrebbe essere semplice rimessa laterale, anzi no, corner. Raguso, Murillo ha un po' di spazio, Murillo anticipa Gabriel Pina che poi serve alla grande Galletto, Galletto si allunga un po' il pallone, Galletto e poi Tondi, Raguso e poi Pina, si salva qui l'L84.
si salva l'L84. Coco Wellington, Murillo, ancora Gabriel Pina, pressione, poi Coco Wellington, serve Braga, Murillo, ancora lui, Murillo, Braga, Coco Wellington prova a servire sulla corsa Murillo, blocca Gianluca Parisi. Tanto in tribuna c'è anche mister Raffaele Biancolino, l'allenatore del US Avellino, ha corso a vedere la Sandro Abate. Vediamo qui, gran pallone di Pina per Abate, blocca Tondi. Braga fa la sponda per Murillo, poi il tiro da parte di Raguso, il pallone esce, ci ha provato il numero 80. Ovviamente ritmi alti, la Sandro Abate ora si sta difendendo, l'L84 prova a trovare il pareggio, qui botta la pressione di Braga, 4 minuti e 19 alla fine della prima frazione, il risultato è 3-2 per la Sandro Abate. Kenji, ancora Raguso devia, molta più rotazione ovviamente per l'L84, quindi riposa meglio i calciatori. Intanto Ghi come portiere di movimento, Basile spesso prova questa mossa per tenere il possesso palla quando è in difficoltà la Sandro Abate, portiere di movimento che è stato letale in alcune partite. Alex, Michael Kenji prova a servire Di Luccio, il pallone esce, attenzione qui Tondi, la porta è vuota, Parisi rientra subito, poi qui Raguso ha provato a servire Coco Wellington, praticamente 4 giocatori in attesa di entrare per l'L84. Vediamo qui Braga, si difende Alex, ancora Braga, pressione da parte di Alex, Raguso fischia il fallo, intanto qui dovrebbe esserci stato qualche scintilla fra i due. Quarto fallo per la Sandro Abate, 0 ancora per l'L84. Rescia sul punto di battuta. Salutiamo tutti gli amici di Divisione Calcio a 5, sia i tifosi della Sandro Abate ma anche i tifosi della L84 che ci seguono da Torino. Rescia, Cuzzolino, Iosico, Braga, Alex su di lui, c'è la pressione da parte di Alex su Braga. Rescia, Cuzzolino, Tuli, anzi scusate, Iosico, Cuzzolino prova a far viaggiare Rescia, che a mio avviso è stato il migliore in campo in questo primo tempo per l'L84. Cuzzolino, Braga, anzi Tuli, Iosico, il tiro ancora vicinissimo alla porta, la squadra di mister Paniccia. Fischia l'arbitro, partono i secondi. Parisi, Pina, botta, Tondi, Sandro Abate che è calata. Anche per la grande pressione da parte dell'L84. Vediamo Rescia, Cuzzolino, ancora Rescia, qui Cuzzolino sbaglia, infatti un po' nervosa la squadra di Torino. Vediamo Di Luccio, Alex, poi Ghi, sbaglia il Toro, rimessa laterale per la squadra ospite con Iosico, Rescia, Cuzzolino. Tanta qualità l'L84, tanta esperienza. Rescia, Cuzzolino, Kenji su di lui, Iosico, Tuli, qui commette fallo Alex, il quinto, al prossimo sarà tiro libero, mancano 2 minuti
e 17. Quinto fallo. Ora non dovrà fare fallo più la Sandro Abate, altrimenti sarà tiro libero per la squadra ospite. Vediamo qui, prova il tiro Josico, c'è la schiena di Alex. Si è arrabbiato mister Piero Basile per quest'ultimo fallo da parte di Alex, che è un fallo comunque molto importante ovviamente perché è il quinto e quindi ora la Sandro Abate rischia grosso. Vediamo. Josico carica il destro, pallone alto. Parisi. Serve Alex. Botta. Kenji. Alex. Botta. Ghi non arriva sul pallone. Rimessa laterale per l'L84. Cuzzolino. Josico. Cuzzolino. Rescia. Josico. Cuzzolino. Alex in pressione, all'indietro verso Tondi, 1 minuto e mezzo alla fine del primo tempo. Tondi. Josico. Ancora verso Braga. Josico. Kenji qui spinto, primo fallo per l'L84 da parte di Rescia. Dentro di nuovo il portiere di movimento. Pina. Alex. Prova in mezzo a 2, qui rischia il giocatore della Sandro Abate, poi Ghi. Kenji. Pressione alta comunque dell'L84 nonostante il portiere di movimento. Alex qui con un po' di difficoltà. Kenji poi perde il pallone, attenzione, Cuzzolino porta vacante, prova il tiro, Rescia salva Ghi e qui rischia la Sandro Abate. Tuli aveva trovato Rescia, praticamente sostituisce il portiere Ghi con la faccia, il corpo, riesce a mantenere il vantaggio la Sandro Abate. Ha rischiato, qui va a vuoto Rescia, contropiede Kenji atterrato da Cuzzolino, altro fallo, 2 falli nel giro di pochi secondi, netto ovviamente. Ha provato il contropiede, la Sandro Abate chiedeva un cartellino giallo per Cuzzolino. Rivediamo il replay, Ghi spaventoso, decisivo sia in attacco che in questo caso in difesa. Cuzzolino probabilmente meritava il cartellino giallo, infatti Alex sta discutendo proprio di questo. Ghi sul punto di battuto, rientra Gabriel Pina. Ha rischiato la Sandro Abate col portiere di movimento in questa occasione, peccato per l'L84. Siamo in ritardo di qualche minuto rispetto agli altri campi per quel problemino alla rete, con qualche minuto di ritardo è iniziata la partita, però comunque bene o male a breve finirà il primo tempo. Vediamo, Ghi carica il destro, Ghi, Tondi, poi c'è un contropiede, Cuzzolino e salva Kenji su Cuzzolino. Pina recupera il possesso, vediamo, pallone ancora per l'L84, Josico, Cuzzolino, Tuli, Cuzzolino si è devorato un gol, però l'L84 sta spingendo, Rescia qui sbaglia il controllo e Alex ha tutto il tempo per ripartire, prova a servire Kenji, Tondi con la testa, rimessa laterale, pressione ora dell'L84, Sandro Abate sta mantenendo con tanti rischi. Mister Piero Basile predica calma, Alex chiama qualche schema. Gabriel Pina sul punto di battuta, Alex, Tuli su di lui, Alex fa salire la squadra, poi non guadagna però il possesso. Rimessa laterale per per la Sandro Abate con Gabriel Pina sul punto di battuta. Schierata l'L84 in area di rigore, vediamo qui Alex non passa il pallone, poi Kenji all'indietro verso Gianluca Parisi.
5 secondi. Parisi lancia per Gabriel Pina, Tondi anticipa Pina, un solo secondo alla fine del primo tempo, vediamo, la butta in mezzo, Kenji, Brescia respinge, finisce il primo tempo, 3-2 per la Sandro Abate, ci vediamo fra poco per la ripresa. Negli 84.
Sì. Siamo pronti per l'inizio del secondo tempo. 3-2 per la Sandro Abate Avellino in questo venerdì sera, calcio a 5. Ricordiamo, la settimana prossima il campionato è fermo per le Final 8 di Coppa Italia. Sono impegnate entrambe le squadre che stiamo seguendo. L'L84 giocherà contro la Feldi Eboli giovedì 20 alle ore 19, mentre la Sandro Abate Avellino giocherà mercoledì 19 alle ore 18. Siamo pronti? Ormai per l'ingresso delle due squadre. Sul punto di battuta Braga. Primo tempo che molto equilibrato, con l'L84 che ha trovato un po' più di supremazia verso la fine, con la Sandro Abate che è calata leggermente fisicamente. Braga sul punto di battuta, vedremo questo secondo tempo. Si riparte, Sicheira, Rescia, Cuzzolino, Tondi, ancora Sicheira, Rescia, Sicheira, Cuzzolino, pressione da parte di Gennaro Galletto, recupera il possesso la Sandro Abate, qui Parisi torna indietro, la butta fuori, c'è stato un piccolo errore, chiede scusa Parisi alla panchina. Sicheira, Cuzzolino prova a servire Braga, Sicheira calcia, Di Luccio intercetta, rimessa laterale per l'L84 con Sicheira. Ancora qui Galletto recupera il possesso, vediamo Sicheira, si trascina Gennaro Galletto, viene ammonito anche Sicheira, proteste per il pubblico, ma l'arbitro fa il proprio dovere, ammonisce Sicheira. Vediamo Vincenzino Botta sul punto di battuta. Fischia l'arbitro, si riparte, Di Luccio, Gennaro, anzi Ghi, braccato da Rescia, Ghi si fa forza col fisico all'indietro verso Galletto, Botta, Galletto, Ghi intercetta Rescia, pressione ora dell'L84, ha tante rotazioni rispetto alla Sandro Abate, una squadra di primo livello in questo campionato. Braga, Cuzzolino, Sicheira, Cuzzolino, Rescia attacca verso Braga, vediamo Braga il tiro, Vincenzo Botta, poi Cuzzolino recupera il possesso, Rescia prova a servire Braga, prima Ghi e poi Botta, qui chiede un colpo di mano, dice che non c'è nulla l'arbitro, attenzione qui va a vuoto Botta, ma si trascina il pallone Braga, Cuzzolino all'indietro verso Tondi, blocca Cuzzolino, ancora Braga, prova a girarsi Braga, finta, poi torna all'indietro Sicheira, il tiro, Parisi, poi Di Luccio la butta fuori, anzi no, perché Cuzzolino riesce a tenere il possesso. Cuzzolino prova delle finte, attenzione Galletto con la punta, si divora un gol Gennaro Galletto, qui troppo sicuro Cuzzolino, rivediamo, balla sul pallone Cuzzolino, intercetta Galletto che poi tira, il pallone va fuori, questa è un'occasione importante per la Sandro Abate, distrazione colossale di Cuzzolino. Vediamo Sicheira, Rescia,
Ghi non lo fa passare, rimessa laterale per la squadra ospite. Ritmi altissimi, amici di divisione. Siqueira, Braga, attenzione, serve Siqueira, attenzione Rescia, trova il pareggio, 3-3. Rescia, qui la Sandro Abate si è fatta sorprendere e trova la doppietta, il numero 5 dell'L84. Vediamo Siqueira, spazio colossale, rimasta a Rescia che l'appoggia nella porta di Gianluca Parisi che non può nulla. 3-3, inizia un'altra gara ora. Di Luccio, Galletto, Botta, vediamo Botta, si trascina il pallone fuori, sarà rimessa laterale per l'L84. Vediamo cosa si inventa mister Piero Basile per tenere duro in questa partita. Rescia, Braga non arriva sul pallone, si cambia con Tuli, staffetta fra i due. Vediamo Gabriel Pina, 3-3, quindi il parziale qui al Del Mauro. Attenzione, perde il pallone Tuli, il tiro, fa la barba al palo Tuli. C'è una piccola deviazione, rivediamo qui il tiro di Tuli, leggera deviazione forse di Vincenzo Botta. Comunque corner, vediamo Rescia, il tiro, anzi Iosico il tiro, il pallone viene deviato. Tuli sul punto di battuta. Tuli, vediamo qui, va liscio Cuzzolino e poi un po' di scintille in campo, intervengono i due arbitri. Cuzzolino che, come ho visto in diretta, forse ha messo un piccolo sgambetto nei confronti di Gennaro Galletto. Rivediamo nel replay se la regia, come sempre, precisa. Eccolo qui la parte finale tra Gianluca Parisi e Cuzzolino. Eccolo qui, va liscio Cuzzolino, rivediamo qui leggero tocco di Gennaro Galletto, c'è una piccola reazione da parte di Cuzzolino, tutto ok per ora. Attenzione, Ghi, Tondi esce, poi sbaglia il possesso Tondi. Gabriel Pina prova a servire Ghi, chiude Rescia, dentro Murillo, esce Cuzzolino, Tondi, Murillo, Iosico, non ci arriva Rescia. 3-3 in questo grande match. Gabriel Pina prova a servire Ghi, spinto leggermente da Rescia, Tondi, Murillo, ancora Iosico, Tuli, Galletto prova la pressione, Tuli, Iosico, Tuli prova a servire Iosico, anticipa Gianluca Parisi, poi qui sbaglia Gianluca Parisi. Murillo non riesce a sfruttare l'occasione, micro pallonetto, il pallone esce, rimessa laterale. Vediamo Gennaro Galletto, serve, anzi prova a servire Massimo Abate, Iosico intercetta, vediamo Galletto, Ghi prova a superare Tuli, ci riesce, guadagna un corner il toro della Sandro Abate. 3-3, Sandro Abate che è partita benissimo, ma poi alla lunga l'L84 ha fatto capire che è una delle squadre più forti del campionato. Vediamo qui Massimo Abate, carica il destro, pallone direttamente fuori. Iosico, ci ha provato il capitano della Sandro, Murillo, Iosico, Raguso, qui perde il pallone l'L84, vediamo Galletto, perde un po' di tempo, Galletto, Tondi salva la porta, rivediamo Galletto, qui perde un po' di tempo, poi trova un po' di spazio, carica il tiro, pallone rimpallato proprio da Tondi.
che ha ricevuto forse un colpo al naso con la palla. Comunque 3-3, partita bellissima. Sandro Abate che comunque sta giocando un grande match ovviamente anche per l'L84. Vediamo Galletto qui, Ghi, c'è la deviazione di Josico, prova a farsi vedere in avanti la Sandro Abate con Ghi e Galletto. Sono pronti Alex e Kenji. 15 minuti e 50 alla fine della partita, 3-3. Vediamo qui l'arbitro parla con la panchina dell'L84. Abate prova a servire Gabriel Pina che tira, il pallone esce, peccato, dentro Kenji, esce Galletto, a breve anche Alex in campo. Vediamo ancora Josico, prova a buttarla in mezzo Tuli, Ghi Di Suola, serve Gabriel Pina, Massimo Abate, Kenji, ancora lui, Kenji, serve Ghi, prova il tiro, c'è la deviazione di Josico e poi Tuli guadagna la rimessa laterale, Sandro Abate, in porta rientra, non c'è Tondi, dovrebbe essere Pasculli. Vediamo, è uscito dopo il colpo ricevuto Josico, Tuli, Murilo, Tuli, Josico, gran calciatore. Vediamo Raguso, il tiro, Parisi, poi Pina con la testa e poi spazza Ghi, pallone direttamente nella tribuna d'onore, esce Ghi, dentro Alex. Rientra Tondi in porta, per un attimo Pasculli. Vediamo Josico, prova ad agganciare, il pallone che esce, rimessa laterale per la Sandro Abate, partita con buon ritmo, con l'L84 che fa la partita. Sandro Abate prova nelle ripartenze, qui Kenji braccato da Coco Wellington, Kenji subisce il fallo, il secondo questo secondo tempo per l'L84. 3-3. All'andata la Sandro Abate fece letteralmente un'impresa, vincendo 6-4. Nello Sky Match di quella giornata. Vediamo qui Tondi, Murilo, Raguso, Murilo prova a servire Coco Wellington, grandi calcettisti ovviamente, tante rotazioni per l'L84. Sandro Abate che prova a restare aggrappato a questo pareggio e poi provare qualcosa. Vediamo Kenji, prova la finta, Abate la butta in mezzo, ancora Abate, ha provato Massimo Abate a buttarla dentro. Vediamo Josico, qui è pericolosa l'L84, Kenji, attenzione Josico, Raguso, il tiro, pallone che esce. Partita spettacolare da una parte e all'altra. Pronto Di Luccio con la maglia di portiere di movimento, quindi riprova la stessa tattica che ha fatto nel primo tempo. Attenzione Kenji, qui salta Coco Wellington, Kenji, le sue finte, poi lo ferma il portiere, dovrebbe essere Tondi, ma guadagna una rimessa laterale, anzi la rimessa dal fondo, rimessa laterale per l'L84. Murilo, Tondi,
Josico, Murillo, c'è un po' di spazio, Murillo, Raguso, abbatte su di lui, Raguso, il tiro col piede, Parisi, poi Pina prova a servire Kenji, Josico di testa verso Coco Wellington, prova la pressione nell'84, soffre la Sandro Abate, Josico, Gianluca Parisi e poi spazza Abate. Ghi al posto di Kenji, mister Piero Basile chiama la concentrazione. Partita bellissima, ragazzi. Raguso, Murillo, qui prova a servire Raguso, il pallone esce, rimessa laterale per la Sandro Abate. 12:57 alla fine della gara. Dentro Michael Kenji, esce Abate. Gabriel Pina, Alex, Kenji, Pina, serve Ghi, stoppa benissimo Ghi, prova a far salire la squadra, Ghi, tacca per Alex, ancora Ghi, calcia, la direzione di Murillo, ancora rimane in porta Gianluca Parisi, chiede informazione al mister Basile, Pasculli chiama i suoi, vediamo, Gabriel Pina, partita ancora lunghissima, Pina verso Ghi, salta Coco Wellington, Ghi, ancora lui, pallone che esce, c'è la deviazione di Tondi secondo l'arbitro, col piede, chiama lo schema Basile. Rivediamo qui Ghi, sì, c'è una leggera deviazione col ginocchio da parte di Tondi che protestava. Vediamo Alex, c'è un po' di spazio, aggancia il pallone su di lui Josico, Pina pressato da Murillo, Pina prova a servire Ghi che fa un cenno d'intesa, era buona l'idea. 12:20 alla fine dell'incontro, 3-3. Tondi, Braga prova a girarsi, qui piccolo scontro fra i due, si rialzano entrambi, si aiutano a vicenda. Vediamo Gabriel Pina, Parisi, Gianluca fa salire la squadra, prova questo scavetto, attenzione, direttamente nelle mani di Tondi in maniera pericolosa, attenzione qui Tondi prova a restituire il pallone a Parisi, pallone che stavolta esce. Galletto, Alex, non si capisce, non si intende con Gabriel Pina in questa occasione. Murillo, Coco Wellington, Braga, c'è un po' di spazio per Braga, fa salire la squadra, poi Murillo con la punta, Gabriel Pina intercetta. Murillo, Rescia, Coco Wellington, Braga, Alex su di lui, poi Rescia, Tondi prova a servire Coco Wellington, vediamo Parisi, Pina, stoppa alla grande Pina, poi Galletto lo ferma, Braga che qui sbaglia a vicenda, poi Pina viene atterrato e viene ammonito anche Braga. Terzo fallo a 11 minuti e 15 secondi alla fine della gara. Terzo fallo per l'L84, 0 per la Sandro Abate. Partita molto equilibrata, ovviamente i dettagli faranno la differenza. Qui rivediamo nel replay proprio la trattenuta di Braga, che viene quindi ammonito. Il secondo ammonito per l'L84, il quarto dopo Di Luccio e Ghi. Vediamo, azione potenziale da parte della Sandro Abate con Alex il Diavolo sul punto di battuta. Secondo tempo un poco più blando rispetto al primo. Vediamo Alex, calcia il tiro, traversa del Diavolo, si salva l'L84, attenzione, prova il contropiede Murillo, poi Tulli,
Rescia prova il palleggio, Coco Wellington prova a appoggiare a qualcuno lì in mezzo, non c'è nessuno. Rivediamo il tiro di Alex, traversa piena, clamorosa la traversa di Alex, poteva cambiare il verso e l'inerzia soprattutto della partita. Attenzione, Alex qui salta tutti praticamente, poi Tuli spazza, Parisi serve Ghi, Rescia su di lui, Ghi, calcia, deviazione. Che partita sta facendo Rescia, oltre la doppietta, tanta quantità indietro. Alex non riesce a tenere il possesso. Cuzzolino, 10 minuti e 30 alla fine dell'incontro, 3-3, equilibrio al Del Mauro. Rescia, aggancio strepitoso, poi Cuzzolino, serve Braga, c'è la deviazione di Gabriel Pina, un po' di cambi per la Sandro Abate. Cuzzolino, Tuli, Cuzzolino, Rescia, Ghi intercetta per un attimo il Toro. Si entra nell'ultima parte del match. Tuli, attenzione qui, non ci arriva. Rescia, ne stava approfittando il numero 5 sulla destra. Vediamo Alex, Gianluca Parisi fa salire un pochettino la squadra, serve, prova a servire Ghi, intercetta Rescia, poi Braga, Tuli, Rescia, Cuzzolino, Tuli, Rescia, anticipa a botta, vediamo Vincenzino verso Gabriel Pina, Alex, ancora lui, Alex, salta l'uomo qui, chiede troppo, poi grande intervento di Gabriel Pina che recupera un gran pallone, grande Pina, viene applaudito dal Del Mauro, qui sbaglia Alex, poi Parisi esce, non impeccabile qui, poi Tuli, Parisi, si salva la Sandro Abate, spreca la L84, soffre ora la squadra di mister Piero Basile. Vediamo il contropiede di Ghi, partita bellissima, Ghi, c'è la deviazione, anzi no, dice l'arbitro, ma che partita, da una parte e dall'altra si salva la Sandro Abate con l'L84 che stava per andare sul 4-3. Braga non si capisce con Cuzzolino, chiama calma mister Piero Basile e fa salire la squadra. Dentro Michel Kenji, Parisi, portiere di movimento, in difficoltà la Sandro Abate, prova il portiere di movimento, 9 minuti alla fine della gara. Ghi, Kenji, vediamo, Tuli su di lui, Kenji all'indietro verso Alex. In fermento il pubblico del Del Mauro, ovviamente in questo finale si decide tutto. Vediamo Alex, Michel Kenji, Alex, ancora lui con calma, Di Luccio portiere di movimento, Kenji, Alex qui sbaglia, attenzione Cuzzolino, poi Kenji con la testa, Alex direttamente verso Gabriel Pina che anticipa tutti e riesce a tenere il possesso. Ghi sfiora la porta, Ghi, rivediamo nel replay, che partita ragazzi. Gabriel Pina qui, grande intervento, Ghi con la punta del piede. Ritorniamo in live, vediamo ancora Gabriel Pina, Alex, ci prova la Sandro Abate, Alex, Tuli su di lui, Alex si porta dietro due uomini praticamente con Rescia con la coda dell'occhio, qui Alex supera per un attimo Tuli, prova a fintarlo, applausi proprio per Alex.
sta dando l'anima alla Sandro Abate. L'84, attenzione qui, Ghi con la mano, Tondi, vediamo, prova a servire Josico, Parisi esce, rimessa laterale per l'L84. Grande partita, ragazzi, delle due squadre, non si stanno risparmiando. Murillo prova a servire Cuzzolino, Josico, Cuzzolino, pressione di Vincenzo Botta, Cuzzolino, uno spettacolo, danza sul pallone Cuzzolino. Murillo prova a servire Rescia che non riesce a girare bene il pallone. Parisi, Botta, Kenji, Michael Kenji all'indietro verso Vincenzo Botta, pressione di Rescia, tocca, rimessa dal fondo per la Sandro Abate Avellino. Parisi, Ghi, Kenji mantiene il possesso con una cannonata praticamente di Ghi, ancora Ghi, l'italo brasiliano. Kenji spinto da Murillo, Ghi, 6:40 alla fine. Botta, Galletto, Josico recupera per un attimo il pallone, attenzione Ghi, c'è un po' di spazio, Ghi, Cuzzolino intercetta, Cuzzolino intercetta, rientra Alex. Vediamo questo finale, ricordiamo la settimana prossima ci sarà la Coppa Italia, i quarti di finale in diretta su Divisione Calcio a 5, si inizia il 19 proprio con Sandro Abate e Cositi. Parisi qui la butta direttamente fuori, un po' di rischi. Murillo, Raguso, Cuzzolino, ancora Cuzzolino, Sandro Abate si rintana. Murillo prova a servire Raguso, poi Galletto intercetta, prova a far salire la squadra, il numero 9 della Sandro Abate che prova la giocata, viene spinto, quarto fallo per l'L84. Galletto praticamente fa un'azione in solitaria, salta l'uomo e guadagna una punizione importante. Michael Kenji, ancora lui, braccato da Josico, altro fallo su Michael Kenji e questo è un fallo importante perché è il quinto, al prossimo sarà tiro libero per la Sandro Abate, quindi stessa situazione del primo tempo, a parti invertite però stavolta, però manca tanto, mancano 6 minuti nel calcio a 5 in eternità. Kenji protesta Josico, non è d'accordo sull'ultimo fallo. Galletto, Kenji, Galletto, attenzione qui Kenji, c'è un po' di spazio, Kenji, su di lui proprio Josico, ancora Kenji, lotta sul pallone, Kenji prova a girarsi, Galletto, Cuzzolino chiama il fallo, Galletto, Cuzzolino, poi qui atterrato Massimo Abate a terra, Cuzzolino e si becca il giallo. Primo fallo del secondo tempo per la Sandro Abate, con Massimo Abate a 5:30 dalla fine, contropiede letale, intanto contromossa da parte di mister Paniccia con Tuli portiere di movimento a 5 minuti e 30 dalla fine, quindi prova la stessa tattica di mister Piero Basile. Partita bellissima però, come dicevo, mercoledì 19 alle ore 18 è così di Genzano Sandro Abate, mentre per l'L84 giovedì 20 alle ore 19 L84 Torino contro Feldi Eboli. Partite secche che possono anche esserci
tante sorprese. Vediamo, Cuzzolino sul punto di battuta, Paniccia intanto prova qualche schema, ovviamente questi ultimi 5 minuti e 30 sono fondamentali. Josico, Coco Wellington, portiere di movimento ovviamente per l'L84. Josico, scorre il tempo, Cuzzolino, Coco Wellington, Cuzzolino, si mantiene alta l'L84, Cuzzolino, anzi Josico, Cuzzolino, un po' di stallo qui, Josico, Tuli, Josico, Cuzzolino, Murillo, Cuzzolino, alza il ritmo ora l'L84, Cuzzolino, Coco Wellington, Josico, attenzione Tuli, Josico, Murillo, soffre la Sandro Abate, ci prova l'L84, Coco Wellington la butta in mezzo, c'è la traversa clamorosa di Murillo e poi recupera il possesso, si salva la Sandro Abate, Josico, Cuzzolino, rivediamo dopo nel replay, ma si salva la Sandro Abate, Josico, Cuzzolino, gira il pallone, soffre la Sandro Abate, intanto chiede il time out, la prossima per la Sandro Abate, fischi per la squadra ospite, Tuli prova a intercettare Gabriel Pina, Cuzzolino chiama Murillo, chiama anche Coco Wellington, ecco Murillo, Cuzzolino, Cuzzolino, Coco Wellington, c'è un po' di spazio, anzi no, torna indietro Cuzzolino, Josico, Cuzzolino, Josico, Tuli, c'è la pressione di Alex, Cuzzolino, 3:40, ancora Cuzzolino, possesso palla enorme dell'L84, qui Galletto intercetta, Cuzzolino, Josico, finale bellissimo fra le due squadre, Cuzzolino, Murillo, Cuzzolino, può succedere di tutto, Tuli, c'è la pressione di Gabriel Pina, vediamo Coco Wellington, Cuzzolino, e oltre 2 minuti che l'L84 gira il pallone col portiere in movimento, vediamo se la Sandro Abate riesce a fare qualcosina, Coco Wellington, Cuzzolino, Josico, Tuli, c'è un po' di spazio, torna indietro verso Josico, Tuli, Josico, Cuzzolino, Murillo, Coco Wellington, Parisi e poi ancora Cuzzolino, clamoroso, si soffre al Del Mauro per l'esito di questa partita, Cuzzolino, fischi di paura del Mauro, Tuli da oltre 2 minuti in possesso, poi qui Galletto, recupera il possesso, Galletto, Cuzzolino, salva tutto, Galletto non mette forza al tiro, Cuzzolino salva, Josico ha ancora possesso, si soffre al Del Mauro, vediamo ancora Cuzzolino, Josico, Basile chiama i suoi, vediamo Murillo, Tuli, Coco Wellington, Josico, ancora Josico, prova a salire Cuzzolino, 2 minuti alla fine della gara, seguiteci amici, Josico, Cuzzolino, Coco Wellington, possesso asfissiante dell'L84, Cuzzolino, Murillo, Cuzzolino, Josico, Tuli, Josico, Cuzzolino, Coco Wellington, Josico, Tuli, 1 minuto e 30, asfissiante il possesso palla dell'L84, Tuli, Coco Wellington, Cuzzolino, 1 minuto e 20, praticamente possesso palla da oltre 3 minuti da parte della squadra ospite, Tuli, prova a uscire Alex, vediamo Tuli, Gabriel Pina guadagna il possesso, il pallone non esce, Josico, e ancora pressione da parte della squadra ospite, Cuzzolino, Coco Wellington, Murillo, fischi di paura, 57 secondi, Josico aveva chiamato praticamente a 4 minuti e mezzo il time out la Sandro Abate, ma non riesce a tenere il possesso, qui il tiro di
C'è il time out intanto. Time out, mister Piero Basile inferocito. 47 secondi, amici di divisione calcio a 5. Possesso palla asfissiante da parte della squadra ospite. Rifiata la Sandro Abate, 47 secondi, possesso palla della Sandro Abate. Vediamo se succede qualcosa in questi ultimi secondi di gioco. Un finale straordinario fra due grandi squadre. Ovviamente l'L84 ha più rotazioni, ha più cambi, che sta sfruttando Sandro Abate, che comunque si è difesa molto bene. Qui azione colossale da parte di Galletto. Puzzolino ultimo riesce a stoppare tutto. Vediamo come mister Piero Basile gestisce questi ultimi 47 secondi. Paniccia chiama i suoi. Possesso palla incredibile di 4 minuti, oltre 4 minuti, fra queste due grandi squadre che saranno impegnate la settimana prossima in Coppa Italia. Sono le due squadre delle 8 che parteciperanno alla Final 8. Galletto spinto da parte di Murillo. Vediamo Galletto all'indietro verso Alex. 40 secondi, Alex prova a fare la giocata, poi Tuli guadagna la rimessa. Vediamo un po' di spinte. Rimessa laterale per la Sandro Abate, aveva ragione Alex. Di Luccio, vediamo questi ultimi 37 secondi. Il calcio a 5 è uno sport particolare, può succedere di tutto. L'avete visto questa sera, partita bellissima. Di Luccio, portiere di movimento. Ci prova mister Piero Basile in questi 37 secondi. Ovviamente rimane nella propria metà campo l'L84. Vediamo se proverà qualche fiammata o resisterà col possesso palla fino alla fine. 23 secondi. Kenji, Alex, Kenji, Alex, Gabriel Pina, Ghi in area di rigore, Ghi, Gabriel Pina, 10 secondi. Vediamo Alex, Gabriel Pina, Ghi perde il possesso. Vediamo qui Yosiko, prova il tiro, il pallone che esce. 3 secondi. La partita quindi è praticamente finita. Vediamo se le due squadre si accontenteranno del pareggio. Parisi, Tondi con la testa. Finisce così. Anzi no, dice l'arbitro. Dice di no l'arbitro, forse l'ultimo secondo. L'ultimo secondo. Un altro secondo, mi dicono da bordo campo. Dovrebbe essere l'ultimo secondo. Vediamo come lo sfrutterà la Sandro Abate Avellino. Ovviamente vediamo, c'è un po' di manca un secondo. Vediamo Alex, il pallone esce e la partita finisce. Dal Pala del Mauro è tutto. Sandro Abate Avellino 3, L84 3. Ci vediamo dopo la settimana di Coppa Italia, sempre qui dal Pala del Mauro di Avellino. Buonasera a tutti amici di Divisione Calcio a 5.